tutti, eccomi di nuovo con un altro video. Il video di oggi, come vedete dal titolo, è un video haul, sia make up che abbigliamento, fatto in 2 giorni, e poi anche farò vedere anche un piccolo omaggio che ho ricevuto di recente da Clarins. Allora, iniziamo subito con l'haul make up. Allora, ultimamente ho comprato da Wacom ho comprato 2 matitoni matte lip chubby, rossetto extra matte. Non so se conoscete già il prodotto. Ne ho comprati 2, uno qualche settimana fa ed esattamente questo, faccio vedere, il numero 08, ok, ed è questo qui, ed esattamente come colore c'è scritto che è rosso pompeiano, ok, ed è questo qui, molto scrivente, e tra l'altro dura anche parecchio. Ok, no, più o meno si vede, dai. Dopodiché oggi, non contenta, ci sono ricaduta nuovamente e ho comprato questo qui, che tra l'altro è quello che indosso, ed è il numero 5, si vede, ed è il corallo, ed è esattamente questo. Ok, poi sempre da Wacom avevo necessariamente bisogno di un blush. Come detto nell'altro video, usavo quello della palettina di Sephora, però era complicato perché ogni volta prenderle, uscirle, rimetterle dentro, insomma, poi sono quelle proprio in cialdine, quindi allora ho comprato questo qui, vedete? Il Compact Blush 205. Ve lo faccio vedere, l'ho indossato, anche se già stamattina avevo l'altro, però l'ho un po' indossato anche ora prima di uscire, ed è questa qui la colorazione. Più o meno è fedele, anche se in video sembra più rosato. Più o meno è fedele come resa. Niente, come make up basta più. Sempre oggi è una libera uscita, ora di pomeriggio lavoro, quindi sto per andare. Ho preso, tra l'altro a un prezzo non malvagio, 14 euro, se non erro, questa niente di che, questa magliettina qui, non so se sia tutto nero su nero, comunque questa magliettina qua che ha ad esempio questo particolare incrocio, non so se si vede da questo, ma credo che non si veda proprio nulla, comunque sembra incrociato davanti, ok, 14 euro. E poi faccio vedere l'omaggio che ho ricevuto, molti mi pare che l'hanno ricevuto qui su internet, che è questo qui, queste salviettine struccanti della Clarins. Esattamente, Hydra Basic, salviette struccanti viso, occhi e labbra con minerali e acqua vegetale di tè bianco, senza alcol, ed è il formato da viaggio, diciamo. Non so se si vede bene perché ecco qui, perfetto, mi hanno mandato anche la cartolina, insomma, e le proverò. Ultimamente sto usando, ma non le ho qua, un altro tipo di salviette struccanti che non mi sono dispiaciute, erano delle salviette che davano in omaggio con un collirio per gli occhi,
penso che farò un video apposta una volta che avrò provato anche queste, anche se vorrei conservarle per un viaggetto, insomma, per non portarmi, anche se poi porterò lo stesso 10.000 soltanto. Per il resto credo che basta così, non ho più niente da mostrare, un piccolo haul, 4 cose, giusto 4 cose da mostrarvi. Vi saluto e vi mando un grosso bacione e alla prossima.